per ricominciare con più cuore quando Gigi Riva tornerà. Crescerà la solidarietà, ci sarà un po' più di umanità e sapremo piangere davvero. Erano le 5 della sera di uno strepitoso pomeriggio di fine gennaio. Il cielo era terso, dominava il sagrato della basilica una luce accecante. C'era un tepore che sapeva di primavera inoltrata. Una folla così a Bonaria si era vista solo per l'arrivo dei due papi. Un pugno di campioni che, con l'esclusione di Gianfranco Zola, per uno scherzo del destino, erano tutti grandi portieri e difensori, accompagnava il bomber dei bomber alla sua ultima dimora terrena. Adesso Gigi riposa nel cimitero monumentale di Nostra Signora di Bonaria, in un grande mausoleo messo a disposizione dalla municipalità del capoluogo. Dagli anni 70 non era mai accaduto che sindaci o presidenti di regione potessero trovare spazio nello storico primo camposanto del capoluogo, un privilegio mai concesso a nessun altro. Ma per Gigi era un atto dovuto, come le note della bella canzone che gli ha dedicato Piero Marras, che ha accompagnato la commozione dei familiari e dei 30.000 presenti. Tutto quanto è accaduto in questi giorni di vero dolore è il sapore di un evento davvero speciale. Sono state 48 ore di cordoglio, ma anche l'occasione per sentirci tutti più uniti e solidali. Incredibile la processione dei giovani sardi nati e cresciuti nel racconto di quell'eroe leggendario che da lunedì sera ci guarda dall'alto. E adesso riflettiamo insieme. Mai nessuno ci ha fatto sentire così forti agli occhi del mondo come il nostro Gigi. Rombo di tuono, la leggenda del calcio italiano, era e rimarrà per sempre l'emblema del riscatto e di una delle poche grandi vittorie di un popolo orgoglioso del suo ineguagliabile campione. Riflessione finale. Oggi Gigi riposa sulle pendici del Colle di Bonaria che domina su Ponte Vittorio e lo stadio del Tricolore che porta il nome del leggendario guerriero Ansicola. E poco più avanti, da quel colle si vede il golfo di Santeria, dove dovrà sorgere il nuovo stadio dedicato al campione. Da quel giorno potremo raccontare a chi verrà: vedi, Cagliari ha 2 stadi e sono stati dedicati ai più grandi condottieri della storia della Sardegna.